Va ora in onda Lega e dintorni, vita delle sezioni, impegno dei cittadini sul territorio, con Stefania Paccagnella e Marco Grimoldi. Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori da Marco Grimoldi e Stefania Paccagnella. Ciao Stefania, come Ciao. stai? Ma sì, dai, Ti ho bene. visto sabato sera. Dov'eri di bello sabato sera? Ma al Castello Visconteo di Legnano. Sì? Una serata fantastica organizzata dai nostri giovani con il ministro Valditara, l'onorevole Fabrizio Cecchetti, che ha dato il benvenuto appunto a questa fantastica serata informativa. E poi c'erano 3 persone lì che avevano 3 box. Ho trovato anche tua sorella. Ah, ok. Insomma, dove andiamo di bello oggi? Andiamo a Lecco. Andiamo a Lecco? Sì, infatti io volevo salutare un caro amico, Marco Benedetti. Va benissimo. Ciao Marco. Grazie. Spero di grazie. vederti presto, non te. Io faccio finta di niente, ti rispondo come se lui fosse qua. Egocentrico. Egocentrico, perfetto. Dopo mi bastonate. Dimentichiamo. Chi abbiamo dimenticato di salutare? Dai, cioè che figuracce, facciamo sempre di più, sempre. Io mi prendo tutte le colpe. Ovvio. Poi mi bastonate in 2, cioè insomma. Certo. Per oggi ho 2 maschi con me, attenzione. Ma noi siamo interiste qui. Ma questi sono milanisti e amano anche i Pue, cioè quindi vedi che bello. Vabbè. Ho scelto delle persone belle toste. Vai, diamo spazio alla puntata e prima dai i numeri di telefono. Certo, do subito i numeri di telefono per entrare in contatto con noi. Ciao Lisetta, se sei in ascolto ti accettiamo volentieri. Allora, il telefono. Ciao anche alla mia Barbara Mazzarello. Benissimo. Monza Brianza. Va bene, allora il numero di telefono per entrare in diretta con noi è il seguente: 0292 947 Per quanto riguarda il WhatsApp, il numero è il seguente: 340 670 9659. Questo qua abbiamo finito. Allora, fammi parlare un attimo di Lecco, che sono andato. Allora, diciamo questo: io ho varie città che mi piacciono molto, tra cui c'è Lecco, perché Lecco mi ricorda, come posso dire, gli anni di scuola, gli anni delle medie. Dove andiamo proprio indietro. Certo, io vado indietro e quando passo da Lecco ho sempre quella visione di ricordo. Promessi Sposi. E Lecco che cos'è? Promessi Sposi. Allora, do un po' di notizie per quanto riguarda Lecco. Lecco è un comune di circa 40, poi dopo saranno loro che magari mi bacchettano o è tutto giusto, di circa 48.000 abitanti, conosciuta per la sua posizione sulla riva orientale del lago di Como. Lecco è soprannominata la città manzoniana per essere il luogo in cui lo scrittore Alessandro Manzoni ambientò uno dei massimi capolavori della letteratura italiana, I Promessi Sposi, e trovando ispirazione nel territorio circostante. Origine del nome Lecco non è molto certa, ma probabilmente di origine celtica, che si collega a Lech, dialetto, o Loch, che è lago. Di fatto, poco prima dell'anno 1000 a.C., alcune popolazioni di Galli e Celti emigrarono nei territori lecchesi per motivi commerciali. Architettura religiosa, guardate, io ho messo le prime che ho visto, però sono andato a leggermi, c'è una marea di chiese, di santuari e via dicendo. Religiose dico la Basilica di San Nicolò e attiguo il campanile, la chiesa di Santa Marta, il santuario di Nostra Signora della Vittoria, la chiesa dei Santi Materno e Lucia,
detta Fra Cristoforo, poi ci facciamo spiegare da loro perché Fra Cristoforo. Poi la chiesa di Santi Vitali e Valeria, detta Don Abbondio, la chiesa di Santi Gervasio e Protasio, il santuario di Nostra Signora di Lourdes e tante altre chiese. Cioè, non sto. Invece, per quanto riguarda l'architettura civile, troviamo il Palazzo delle Paure, la Villa Manzoni, presunta casa di Mandella, Palazzo Bovara, Ponte Azzone Visconti, noto come Ponte Vecchio, Teatro della Società, Villa Gomez, monumento ad Alessandro Manzoni e la Fontana delle Tre Bocche. Io mi sono fermato qua, però invito i nostri radioascoltatori ad andare a vedere, ce ne sono tantissime. Ho sbagliato qualcosa? Chiedo ai nostri ospiti. Promosso, grazie. Assolutamente sì. Va bene. Presentiamoli. Ovvio. Allora, Emanuele Mauri, che è segretario Lega Lecco. Buongiorno a tutti. E abbiamo Daniele Butti, che è segretario provinciale Lega appunto della provincia di Lecco. Da chi partiamo? Ma io inizierei da Daniele. Perfetto. Sì. Allora, ciao Daniele. Ciao, intanto grazie per l'invito. Piacere avervi qua. Scusa, ma dobbiamo condividere il microfono. Io volevo farti alcune domande riguardo il provinciale e volevo sapere innanzitutto i militanti, l'età media, se abbiamo molti giovani, se abbiamo dei ragazzi che si approcciano adesso al movimento, se si avvicinano. E poi se vuoi te le faccio subito tutte le domande di botto oppure come preferisci. Come preferisci tu. Poi va a ruota libera lui, cioè io se fossi in te gliele direi tutte, poi gestisce lui. Gestisce lui, così va via con un discorso. Poi volevo conoscere l'impegno dei militanti sul territorio e nella società civile. Poi una cosa importante che cerchiamo di fare anche noi col nostro programma, l'importanza della rete tra le varie sezioni, tra i vari provinciali, anche perché è un modo per scambiarsi opinioni, esperienze e per avere delle visioni diverse che vanno al di là dell'identità propria di ogni provinciale, di ogni comune, ma che comunque arricchiscono e aiutano comunque verso un approccio molto più ampio, molto diversificato, che arricchisce appunto tutte le sezioni. Ti passo il microfono, poi eventualmente te le ha fatte belle toste, Daniele. No, ha fatto delle belle domande che tra l'altro se non mi dovessi ricordare qualcosa, nel senso, mi raccomando, dammi anche tu una mano. Tanto, come dicevo, grazie per l'invito. Ci mancherebbe, Daniele. Da dove partiamo? Allora, sull'età media dei militanti, non è un'età media giovane. Noi dobbiamo assolutamente cercare di non solo rinnovarci, ma comunque sia abbassare l'età media della nostra militanza e anche dei sostenitori. Abbiamo un'età media che è circa sui 260 e qualcosa militanti che abbiamo, che è circa intorno ai 64-65 anni. Non è un'età così avanzata, però mi stai guardando, io ne ho 65. Porco cane. Ti guardavo proprio perché mi avevi detto l'età prima, quindi guardavo te e appunto ti dicevo, non è un'età, come dico sempre, forever young. Esatto, forever young. Però dobbiamo cercare di ringiovanirci. Ci stiamo riuscendo, perché abbiamo un gruppo di giovani che lavora sul territorio. Anzi, se mi permettete, mi piace ricordare e ringraziare il nostro responsabile dei giovani, che è Andrea Bettega, che sta facendo un ottimo lavoro sul territorio. Ci dà una grande mano, è anche il nostro responsabile dell'organizzativo provinciale, per cui questo cambio generazionale, diciamo, non nelle idee ma nell'età, stiamo cercando di darlo, anche perché il movimento ha bisogno di giovani per aprire anche magari spazi ad idee nuove, quindi le politiche giovanili devono partire sostanzialmente da idee che ci danno loro, perché anch'io, che posso sembrare un giovane, inizio ad avere quest'anno 50 anni, per cui voglio dire, le esigenze dei giovani le conoscono prettamente loro.
se mi mettessi io a dare o meglio parlare dei giovani, ovviamente potrei pensare al quando ero giovane, ma concretamente viviamo ere ed epoche completamente differenti, per cui è giusto che loro diano il loro Come contributo. rispondono i giovani a questo movimento? Come li vedi impostati? Quali sono No, le rispondono. tematiche che loro portano avanti di più, che magari un'altra persona più navigata non vede e loro serve questo Beh, innanzitutto il tema principale è quello della sicurezza, eh, che è un tema che comunque sia ci tocca comunque sia ci tocca a tutti, tutti. per cui loro la vivono magari proprio in prima battuta, magari perché sono più pendolari di noi, o lavorativamente parlando, ma proprio per un'esigenza scolastica, o e quelli che possono essere anche i temi di bullismo, di queste cose che ci possono essere all'interno delle scuole, ma anche comunque sia la sicurezza del poter girare tranquilli la sera, ma è una cosa che comunque sia questo ci tocca a tutti, ecco. Ehm, Sono qui per domande ragazzi, perché se mi dimentico qualcosa datemi una mano. Tranquillo. Ma no, vai tranquillo, stai andando bene, No, no, perfetto. E poi è stavamo interessante quello che tu stai portando avanti, sono cose molto, molto interessanti. stavamo dicendo appunto sui giovani che stanno interagendo benissimo comunque sia con le nostre sezioni. Quello che stiamo cercando di fare è non avere 2 partiti nel partito, che secondo me è un tema molto fondamentale. La Lega è una, il partito è uno, e quindi di conseguenza è giusto che i giovani del nostro movimento si radichino all'interno delle sezioni, che è un'operazione che stiamo cercando da fare a Lecco e penso che stiamo cercando di fare un po', tutti i provinciali, non far vivere proprio quella che è, il movimento giovanile della Lega come se fosse un secondo partito. Questo secondo me è un qualcosa di fondamentale che deve anche essere affrontato come tema, poi magari a carattere di direttivo. Lavoriamo bene, ripeto, sul territorio, come penso che si lavori bene anche a carattere regionale. Però dobbiamo arrivare a questo, al fatto che, non si muovano solo come gruppo giovani, ma che si radichino all'interno delle sezioni, perché quel ringiovanimento che stavo dicendo prima Sì. necessita proprio nella militanza, nel lavoro dei giovani delle sezioni, ecco, nelle sezioni, e questo poi il punto fondamentale. Non possiamo sempre avere gli stessi militanti dagli anni '90 che vanno ad attaccare comunque sia i manifesti anche nell'anno 2026 ovviamente per età trascorse. Sì, son d'accordo con te, però io noto che i giovani, dove ci sono personaggi come te e tanti altri, seguono tantissimo, seguono tanto la voce, chiamiamolo del più vecchio, chiamiamolo di chi ha fatto errori e cerca anche, non è vecchio, uno di 65, 70 anni, 80, però cerca di far vedere quello che anche lui purtroppo aveva toccato in maniera differente. E quindi io vedo che questi giovani, innanzitutto li vedo molto preparati da un punto di vista, di "parlare" tra virgolette, però li vedo che vogliono crescere e ce ne sono tanti, tanti che vogliono crescere, e se c'è una base e la Lega ce l'ha questa base che porta avanti questi, non ci possiamo lamentare per i prossimi X anni. No, no, questo assolutamente, questo assolutamente. I nostri giovani sono molto preparati. Su questo ti posso dare assolutamente ragione. Vivono la politica molto probabilmente più dentro di quanto la vivessimo noi 20 anni fa, cioè toccano degli argomenti che comunque sia non Sì. sono solo temi giovanili, come dicevo prima, ma anche altro. Quindi questo sì, noi abbiamo dei giovani veramente preparati. Sì. Anche chi si affaccia, proprio da ragazzo, ragazzino, comunque sia, alla politica, arriva già secondo me un po' più pronto rispetto a una ventina, una trentina di anni fa. Cioè quindi sa, di che cosa aspira e sa, di che cosa parla. Probabilmente magari 20 anni fa si arrivava un po' più per l'amore e la passione per il movimento, adesso si arriva invece con, la forza e la volontà di voler provare veramente a cambiare il sistema. Io dico questo, mia esperienza con i ragazzi che so stato lì anche in varie riunioni, i benedetti social servono anche per andarsi a istruire, non solo per giocare la partita e vedere, perché magari noi, parlo di me, c'era la biblioteca dove si andava a cercare di capire qualcosa delle varie, e poi si
come dico io, abbiamo tante teste pensanti in senso buono, che ti potevano dare delle informazioni. Adesso i social, giustamente, te basta che entri in internet, puoi capire tutto senza dover prendere, andare in biblioteca, tirare giù il libro, leggere. E questo qua è una cosa buona per quanto riguarda Ma i social non sono il male del mondo, nel senso come li utilizzi, bisogna capire come se ne come li utilizzano, utilizzano. perché, quello che tu dici è giustissimo, nel senso, come veicolo di informazione sono, diciamo, una vecchia enciclopedia dei 15 per noi Sì, che sì, guardavamo, nel senso adesso hai qualsiasi informazione a portata di mano, a portata di click, come sì. si dice, per cui invece una volta ci si doveva documentare in Io maniera totalmente ti differente. dico una cosa un po' così che esula da questo social. Il nostro social, a parte la biblioteca, era il televideo che andavo lì a vedere quanto aveva fatto, scusate, io sono 16 dicembre 1899 Milan, a vedere la partita, a vedere il risultato della partita, come del basket e di tante altre cose, oppure vedere Me lo cosa era ricordo bene quel successo. risultato che lampeggiava e si aspettava che E cambiasse. e che cosa succedeva nel mondo come notizie che c'erano interne, esterne. Adesso ragazzi, se uno è bravo, ma sono tutti bravi, cioè le notizie ce le hai subito. È ovvio che se tu lo utilizzi per altri scopi, per sentirti la musica, per sentire va sempre bene, per l'amor del cielo, ma se tu ti vuoi culturare, il social è una cosa Ma per questo molto che ti dicevo prima importante. che la preparazione comunque è diversa, nel Eh senso sì, che prima ci si andava a documentare e chi voleva prepararsi si andava a documentare, come dicevi tu, in biblioteca o comunque ascoltavi le trasmissioni politiche sì. del martedì e del mercoledì sera, piuttosto C'era che anche il convegno dei 5 sulla Rai, mi ricordo anni '60, '70, e poi c'erano le tribune le tribune politiche politiche. che vedevi la freccettina perché c'erano 2, 3 bar canali e di conseguenza quando andavi in onda vedevi il triangolino che lampeggiava. Mh. E Però anche, diciamo, questo flusso di notizie è comunque importante e eh fondamentale, beh, nel certo. senso, poi dipende un po' come vengono veicolate queste notizie e che taglio danno a queste notizie, perché Eh beh, dopo, ecco, sul social si può trovare comunque sia di tutto, ma anche sui quotidiani si possono trovare ma informazioni mi che sembra chiaro, possono essere mi anche sembra chiaro. dei veri fake. Però uno va, si informa, guarda, No, certo, vede, importantissimo. scarta "spazzatura" tra Certo. virgolette e va al succo, alla parte principale che a lui interessa, ed è una cosa molto, molto importante. Hai dimenticato qualche altra domanda che deve parlare? No, no, volevo dire che, rifacendomi alla serata di sabato, la cosa bella è che, a parte che i nostri ragazzi si distinguono anche per educazione, perché Sì, comunque non precludono serate, non vanno a disturbare altri movimenti, anzi cercano di portare sul territorio la voce proprio, come ad esempio, sabato del ministro Valditara. Abbiam sentito tutti che cosa aveva da dire il ministro senza filtri, proprio senza filtri. direttamente. Diciamo che la cosa positiva è proprio quella, cioè l'educazione che i nostri, ragazzi dimostrano, al di fuori dei vestiti che possono essere in giacca e cravatta come sabato, ma anche in jeans fuori dalle scuole, a divulgare comunque ciò che la Lega vuol dire. E Ehm ritorniamo anche a un solito discorso: se tu hai un figlio così è perché la famiglia ha creato un'unità interna dove ha Ma sai, portato ma poi alla fine sì, la famiglia è eh beh, certo, importantissima. Sono anch'io madre, quindi le cose le so, però dipende dalla testa del ragazzo. E certamente, quindi io ma posso dire che tanti dei nostri ragazzi che conosco, vabbè, Christian è super nominato, il nostro Mattia Chiandotto idem, perché son ragazzi straordinari, però Andrea Badolato, Filippo, Filippo Beta, cioè il insomma, Lorenzo Zoia, tante persone, vabbè, questi del nostro provinciale, più tanti gli altri che s'aggiungono, sono ragazzi con un'educazione proprio certo, e straordinaria. poi attenzione, ad una certa età, 22, 23, 24 anni, e sei lì e parli con un ministro, non è che il ministro okay, mi metto nei panni io di loro alla sua età, beh insomma, Verissimo, cioè verissimo. insomma, E questa educazione si vede anche in altri momenti, lo si vede anche magari quando facciamo le manifestazioni.
Sì, dai, questo qua noi siamo... Ecco, esatto, adesso voglio spezzare una lancia a nostro favore, in Sì, generale quando facciamo le manifestazioni le facciamo sempre con tono pacato ed educato e non andiamo mai a infastidire nessuno. Questa educazione la si vede anche nei nostri giovani, anche da questi momenti, per cui tutte le manifestazioni che han sempre fatto, seppur anche con magari torce e fumogeni come è giusto che siano, sempre fatte comunque sia nel massimo e rispetto. col massimo rispetto delle Assolutamente. forze di Di polizia, perché polizia, anch'io esatto, vado lì, le assolutamente. saluto, per me sono persone normalissime che fanno il Assolutamente. loro dovere, e poi vedi anche la piazza, non è una piazza tra virgolette "da stadio" dove trovi carta, cartina, Coca-Cola, Certo, battiglia, cioè certo, certo. uno se la porta via, è ovvio che qualcosa ci sarà, però è una piazza pulita. Comunque dicevamo i giovani sono fondamentali, nel senso per cui alla Eh fine sì, sono il nostro futuro, per cui alla fine è giusto che, qualsiasi provinciale si arricchisca di elementi giovani che possano andare, non voglio dire sostituire, perché poi sostituire è brutto, ad integrare, vabbè, esatto, integrarsi. quella che è il nostro corpo militante. E poi E dicevo prima, ricollegandomi proprio a quello che stavamo dicendo, fondamentale l'inserimento nelle varie sezioni e non lo vivono come un corpo estraneo a parte, anzi l'integrazione è fondamentale da questo punto mi di sembra vista. chiaro, cioè perché, torno a ripetere, un ragazzo si integra, è sempre un valore aggiunto per la sezione, ma poi, ok, mi sta bene la sezione, ma per il movimento lega è questo che è molto importante, perché io sono convinto che tanti di quei ragazzi che abbiamo visto, che i te, magari possono avere un futuro partendo da zero e pian piano magari diventare il Matteo Salvini della situazione, con tutto il rispetto di Matteo Salvini e di tanti altri personaggi. Marco, io volevo andare oltre, abbiam parlato tanto di questo tema importantissimo, però altro tema importante che noi, trattiamo in questo Sviluppiamo. programma, sviluppiamo, è appunto la concertazione tra le varie sezioni. Per me è un tema importantissimo, vorrei che parlassi appunto di questa cosa. Sì, concertazione, nel tempo si è riusciti ad iniziare a far collaborare le sezioni. Non è sempre stato facile, non è comunque sia facile, anche perché vivono magari anche qui territori che toccano magari, situazioni differenti. Poi va da casistica a casistica in base anche alle situazioni delle varie province, da provinciale a provinciale. Temi possono essere differenti, anche per morfologia di territorio, esigenze diverse da sezione a sezione, per cui l'interazione dipende anche un po' anche da questi fattori. Stanno collaborando, quello che chiedo comunque sia già da qualche anno, lo vediamo quando facciamo poi comunque sia le feste che abbiamo sul territorio, come la Lumbar Fest che, storicamente si è sempre fatta a Barzago, ma adesso saranno 2 anni, anche quest'anno la faremo, ad Imbersago, dove più sezioni collaborano per arrivare ad avere questa festa. Ringrazio per questa festa il segretario Alberto Spreafico, che Sì, voglio sì, ci tengo a nominare, ma come comunque sia anche a Colico viene fatta una festa, anche lì vengono coinvolti i militanti anche da tutta la provincia. Non solo per tema feste, ovviamente, è sempre importante comunque sia sentirli, farli collaborare fra di loro, come dicevo, anche per, situazioni che possono, coinvolgere i territori limitrofi, ma che possano interessare a livello infrastrutturale o altre tematiche, nel senso questo io lo vedo come punto e tema fondamentale. Non è sempre stato così, abbiamo iniziato anche noi questo percorso, credo che sia giusta la domanda che tu mi hai posto, perché è una cosa fondamentale sempre per quell'armonia che ci deve essere sul territorio di movimento, Ci che tenevo. che va poi a trasmettere una visione di un partito unico, ecco, un partito unito. Certo. beh, certo, questo qua No, è infatti quello che l'ideale. ci tenevo a dire è mantenendo ovviamente l'identità propria della sezione, però uso un termine che, può essere anche brutto, però, c'è contaminazione, nel senso che ogni sezione magari può portare un arricchimento verso altre sezioni. Sì, sì, certo, certo. Poi vabbè, non dimentichiamoci che comunque se ci possono anche essere le correnti territoriali, per cui poi da questo Certo, punto di vista anche i politici o di riferimento cer possono comunque sia portare a correnti territoriali, ma comunque la collaborazione e lo spirito comunque sia diciamo di unione deve essere quello. Lo spirito deve essere quello per far vedere la Lega
unita su tutto il territorio provinciale in questo caso, ma poi come può essere anche interazioni fra noi fra noi segretari provinciali per il territorio, per il vasto territorio, ecco. Eh beh sì, cioè la Lega, il movimento Lega ha sempre insegnato questo, cioè uniti, ideale e avanti, senza se e senza ma, Sì, cioè ma quando senza si dice, che siamo effettivamente il sindacato del territorio, eh beh, è è ovvio. questo, è questo. Cioè adesso Nasce da questo, dalla collaborazione che parte comunque dalle sezioni, alla collaborazione che parte poi tra i sindaci, alla collaborazione che poi ti porta comunque sia veramente a capire le esigenze di cittadini, territori e quant'altro. eh sì, perché nasce Il da sindacato, ma dietro, nasce da dietro, dietro, esatto. nasce da Bossi alla fin della fiera, cioè da questo movimento che ha sempre più portato avanti le idee, ma soprattutto quello che dice la gente del paese, del territorio, perché il territorio è sacro per la Lega. Poi ci sono altri che non entro in casa di No, altri, no, che sembrano che sono loro i più bravi di tutto e via dicendo, però la Lega, nel DNA Lega c'è questo. non ci deve insegnare niente nessuno. Ma certamente, io sono d'accordo con te, cioè niente. E non prendiamo lezioni da nessuno. Ma no, ma ci mancherebbe. Questo deve essere fondamentale, deve i essere chiaro. io posso prendere lezioni da un'altra sezione, ma della Lega, di un'altra persona Assolutamente, della Lega, assolutamente. ma di altri no. Stefania, siamo quasi arrivati, manca 1 minuto, una domanda veloce Una e domanda e veloce. poi voglio sapere che canzone metti come pausa, il titolo, sono qua i Pooh, i Pooh, i Pooh. Ascolta, Ascolta dei Pooh, benissimo, ascolta per dei Pooh. carità del Signore, no. Ascolta, Cosa famosissimo. facciamo? Andiamo Ma subito sì magari dai, con la andiamo e mi canzone? fai sentire ascolta, famosa copertina No, no, fatta no, all'Acquario no, di no, ti Genova. faccio ascoltare B.O.B. E chi è Bio e adesso bellissimo. senti featuring Future, Bruno Mars con Nothing of You. bellissimo. On You, non of You. On you. Infatti mi Ho sembrava sbagliato. qualcosa di strano in questa tua pronuncia. Va bene, adesso andiamo un attimo in pausa e ci vediamo fra poco. Va Sì. bene, grazie a tutti i nostri radioascoltatori. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Non ha filtri né... Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Siamo rientrati, ho ascoltato Sì. la canzone, bellissima, mi ricordo i vecchi tempi quando nel 79-80 andavo a ballare più o meno. Sì, però Adesso non voglio parlare dei miei vecchi tempi no, perché no, portiamo via a due tempo, no, no, persone. no, no, anche Continua perché l'altra domanda che dovevi fare. facciamo l'ultima domanda Sì, provinciale, poi io vorrei passare a Lecco, lasciare tanto tempo segretario, alla città di segretario Lecco alla perché città, perché vanno a elezioni fra poco, eh. esatto, e quindi io ci tengo a far parlare più loro che Ma mi sembra chiaro, io e te ecco. parliamo sempre. No, una battuta veloce, Daniele. Volevo chiedere l'impegno sul territorio da parte appunto delle sezioni della Lega e poi passerei a qualche domanda ad Emanuele. Sì, beh, noi abbiamo nostri militanti che sono inseriti comunque sia in associazioni, comunque sia quindi collaborano comunque con associazioni di territorio, principalmente poi comunque sia però nel militante è importantissimo l'ascolto, che è la base, e quindi deve essere fondamentale, però sullo specifico non so dirti, nel senso perché dopo lascio anche libertà comunque sia alle varie sezioni di collaborare comunque sia con le associazioni, come ti dicevo, di territorio e di categoria, però so che sono inseriti, non so dirti in che numero in questo momento, però la collaborazione è fondamentale, l'inserimento è fondamentale. Ecco, per un'azione politica importante, seria e concreta è importantissimo che ci sia questo inserimento all'interno dei fattori, anche in fattori sociali, fattori di territorio e quant'altro. Adesso sono curioso di che cosa fanno la sezione di Lecco per le prossime... No, prima io dico invertiamo la Beh, rotta. certo, Invertiamo la rotta, che penso invertiamo. sia un po' lo slogan di queste amministrative. Allora Emanuele, io volevo chiederti dei temi principali su cui voi andrete poi a dibattere, che faranno appunto parte anche del vostro programma. Io da quanto ho visto i temi principali sono molti, ma quelli che più mi hanno colpito sono quello della sicurezza e quello della viabilità ed importantissimo per Lecco, una città come Lecco, è quella del turismo. Volevo chiederti informazioni e appunto far sapere ai nostri radioascoltatori quello che la vostra sezione di Lecco ha intenzione di mettere sul campo. Sì, grazie dell'opportunità. Invertiamo la rotta è uno slogan che racconta molto chiaramente quello che noi abbiamo in mente per la città, ovvero una assoluta inversione di tendenza rispetto a questi ultimi, ormai ho perso il conto, credo siano 17 anni, ma in particolare gli ultimi 6 anni di governo del centro-sinistra hanno segnato profondamente la città, e i temi che i cittadini ci hanno messo in evidenza in cima all'agenda, alla loro agenda, sono appunto quelli che hai citato. Noi abbiamo iniziato questa campagna elettorale molto prima dei tempi tecnici, ormai siamo nelle piazze da circa un anno, e i cittadini negli incontri durante i weekend ai nostri gazebo ci hanno chiesto in particolare di cambiare alcune abitudini che in città purtroppo risalgono ai tempi più recenti, ovvero stare in coda per molto tempo non è assolutamente nelle abitudini quotidiane di un lecchese, quanto magari può accadere a un milanese, senza togliere niente, ma le esigenze di traffico di una città come la nostra sono un po' diverse. Faccio una piccola incursione in questo tuo Certo. discorso, anche il tema dei parcheggi. Il tema dei parcheggi è un altro tema molto caldo, perché questa amministrazione ha eliminato molti posti auto e segue una certa ideologia green che non è nuova alle amministrazioni di sinistra, ma che non tiene conto della qualità della vita di un cittadino che, scendendo sotto casa, non trova più il posto auto disponibile. La nostra è una città che poi introduciamo anche il tema del turismo, ma è più un turismo mordi e fuggi, il nostro è un turismo di montagna e di lago, vissuto, ahimè, nel quotidiano. Noi infatti nel nostro programma, poi lo diremo, vorremmo portare questo turismo a una situazione un po' più strutturata e strutturale, e questo ruba ulteriormente spazio ai residenti. La popolazione come vi accoglie con le vostre idee, come il vostro sentore in merito a quello che voi state portando avanti per la città di Lecco? Ma la sensazione è che quello che raccontiamo alla fine rappresenta qualcosa di scontato. Infatti lo slogan "Invertiamo la rotta" nasce proprio da lì. Cioè, banalmente, senza fare grandi programmi, noi a dir la verità li abbiamo fatti
e l'abbiamo condivisi con la coalizione di centrodestra che sostiene il candidato sindaco Filippo Boscagli. Basterebbe dare un segno di discontinuità con il passato e già avremmo comunque raggiunto un livello sicuramente più positivo, ma questo perché appunto, come dicevo, ci sono stati alcuni cambiamenti in città legati anche a scelte che noi riteniamo sconsiderate, anche sul piano viabilistico. Chiudere alcuni ponti o renderli a senso alternato ha messo in ginocchio una città che vive. Tu hai citato tanti bellissimi monumenti, chiese e quant'altro, ma lo ricordiamo, i più bei monumenti che noi abbiamo in città sono quelli che madre natura ci ha regalato, le nostre bellissime montagne, il nostro meraviglioso lago. E qui tra lago e montagna c'è una città che aveva un tempo una vocazione industriale, che ancora oggi in qualche misura la mantiene e va rispettata, ma che va anche verso il futuro, e un futuro turistico. Io do un dato molto, molto chiaro riguardo il turismo. Se pensiamo che la città di Como ha introitato quasi 5 milioni di euro diciamo, penso ad introitare nel 2026 e ne ha introitati durante il 2025 dalla tassa di soggiorno. La città di Lecco si è fermata a circa 350.000 euro. Questo ci dà la misura. Chiaramente parliamo di due contesti differenti, con strutture ricettive che hanno livelli differenti, però questa distanza segna davvero il passo sul lavoro che c'è da fare sul piano del turismo, dove noi oggi riusciamo a malapena a recuperare i costi legati alla promozione del turismo. Sì, perché guarda, a Lecco c'è lì tanta bella roba, come tu hai citato, il lago, le montagne, Valsassina, c'è Sì, ma tanto. anche tanti borghi eleganti, di Certo. conseguenza spazia veramente da un turismo naturalistico. Insomma, diciamo che le città lariane sono famose anche per le passeggiate comunque lungo i monti e tutto il resto, quindi insomma è Beh, importante. sì, Tocco un'altra cosa che comunque si può ricollegare al turismo. Come va con la sicurezza? Beh, la sicurezza è un altro tema rilevante, dove noi abbiamo segnalato già fuori dalla campagna elettorale, quindi se vogliamo in tempi non sospetti, l'esigenza di implementare alcune attività, ad esempio Operazione Strade Sicure. Ne abbiamo parlato anche con Nicola Molteni. Insomma, abbiamo fatto tutta una serie di appunti all'amministrazione comunale, che poi, sapete, a sua volta siede ai tavoli. Io lo facevo quando ero amministratore comunale, ai tavoli per il coordinamento della sicurezza con le forze di polizia e la prefettura, e in quel contesto il sindaco ha la facoltà di chiedere più risorse. Il comune di Lecco non lo ha fatto perché riteneva che il livello fosse già accettabile, e il risultato è stato che poi le risorse sono state destinate altrove, e ora aspettiamo che arrivino anche a Lecco, dove finalmente si è raggiunta la consapevolezza che la sicurezza chiede nuove risorse. C'è stato anche purtroppo un ragazzo deceduto durante un accoltellamento recentemente, le risse sono all'ordine del giorno, e anche questo è un aspetto che non riguarda da vicino i lecchesi, non ci sono abituati. E infatti volevo anche chiederti, eventualmente la popolazione come vedrebbe l'intervento, anche la sorveglianza dei militari, delle forze dell'ordine in città, la vedrebbe in maniera positiva oppure come un atto, tra virgolette, non so come spiegare, di forza o di sorveglianza estrema? Sì, guarda, sfondi una porta aperta, perché io da ragazzino, durante il servizio militare nel corpo degli alpini, ho prestato servizio a Palermo all'indomani degli attentati contro Falcone e Borsellino. Nascevano le prime operazioni di ordine pubblico, e io da militare ero lì sulle strade, e devo dire che certo serve un'attività di inserimento che deve essere condivisa con la città, con i cittadini stessi, ma io penso che il cittadino veda di buon occhio una pattuglia che ormai si può vedere regolarmente nelle grandi città, Milano compresa, a presidiare una certa zona, una certa via, e questo è sicuramente positivo rispetto magari a passare la serata in attesa che i figli rientrino, con un po' di preoccupazione, perché in particolare alcune zone, mi riferisco ad esempio alla stazione ferroviaria, sono diventate
lasciatemi dire, assolutamente invivibili e indegne e indecorose a qualunque ora del giorno, non solo la sera e la notte. Quello che a me piace in te che stai parlando è il tema sicurezza. Cioè, la Lega vede che la sicurezza è una cosa importante, una cosa che dobbiamo continuare, andare avanti. Altre realtà sembra che è percepita, sembra che come se non ci fosse va Diciamo tutto che ha una bene. visione pragmatica molto realistica Eh della sì, e situazione, la sicurezza è importante. la sicurezza è la E cosa principale. infatti nel vostro programma, oppure in città, è già inserito, è già avete già fornito, strumenti di dotazione tipo taser alle forze dell'ordine, oppure diciamo che è inserito nel vostro programma e l'avete Ma noi nel nostro programma abbiamo puntato, ad alcuni aspetti legati al vigile di quartiere o al poliziotto di quartiere che crediamo rappresentino entrambi una risposta importante. È vero che negli ultimi tempi sono state ripristinate le pattuglie in moto della polizia locale, sono state intraprese alcune attività perché evidentemente c'è una sorta di rincorsa da parte di questa amministrazione sul tema della sicurezza che poi è sfociato nel evento tragico che citavo poc'anzi. Oggi avere un vigile di quartiere, un poliziotto di quartiere, più presidio da parte delle forze dell'ordine, più dotazione dalla polizia locale che ormai ha anche una grossa attività amministrativa, quindi sottrae spazio, questo inevitabilmente, alle pattuglie in strada, ma per una città come Lecco che vive di quartieri e nei quartieri, tu citavi Pescarenico con la chiesa di Sì. Fra Cristoforo, che tra l'altro si chiama così perché è vicina al convento che Manzoni attribuiva al frate buono, quello che salvava i poveri, e noi vogliamo seguire un po' le sue orme, no? Qui si tratta quasi di una battaglia di sopravvivenza, nel senso che i lecchesi ormai hanno lo stesso pragmatismo di un leghista abituato a parlare con naturalezza di certi temi. Quando li incontriamo nelle piazze ci chiedono esattamente questo. Guarda, il vigile di quartiere, io ti dico una cosa, ritorniamo agli anni '70, dove a Milano c'era il vigile di quartiere che era l'uomo di fiducia di tutte le persone che andavano lì a chiedergli tante cose: "Guarda che ho visto uno che passava di lì, guarda di qua". È una cosa bellissima perché tu inglobi tutto il rione, inglobi tutto il quartiere a parlare. Sì, crei una comunità, chiaramente aiuta ad alimentare una comunità insieme a tutte le altre, azioni che possono essere messe in campo, come i negozi di prossimità, le attività commerciali, tutto quello che può riguardare la vita, e la sopravvivenza di un quartiere. E ripeto, Lecco è davvero la città dei quartieri. Se voi chiedete ad un lecchese da dove provenga, questo nella maggior parte dei casi vi risponderà con il nome del quartiere, non dirà: "Sono di Lecco". infatti Daniele, vuoi intervenire appunto su questo tema? No, il tema sicurezza, che poi è una cosa che francamente mi fa impazzire, no, e non è solo per l'Ecco, ma è dove non è solo per l'Ecco, ma è dove amministra di solito, la sinistra, e ribaltarci addosso il fatto della mancata sicurezza, cioè dirci: ma voi siete al governo di regione, siete al governo a Roma e la sicurezza manca". Beh, ma il sindaco non è una persona messa lì a caso, e non si trova lì per caso. Il sindaco è il primo garante della sicurezza sui cittadini e sulla sua Sanità città, sanità anche. anche sulla sanità. Il governo e la regione mettono a disposizione quelli che sono, gli elementi per poter garantire la sicurezza, e qui in questo caso non è stato fatto. Per cui se con l'operazione, stazioni sicure con regione, se con l'operazione strade sicure, con il governo ci sono gli strumenti da poter attuare, è il sindaco che deve prima di tutto richiederli ed attuarli, e in questo caso non è stato fatto. O se è stato fatto, è stata fatta una richiesta molto tardiva di pochissimo tempo fa. Come, dimmi se dico giusto Emanuele, anche la richiesta della zone rosse praticamente su Lecco è arrivata tardiva, È quando come i poi treni, quando alla fine la frittata era stata è come i fatta, treni. e cioè I sì, treni, la sicurezza sul esatto, treno, esatto. vuol dire tanto avere lì una persona in divisa. Poi ovvio, però è un punto di riferimento che se Sì, tu sì, sì, hai sì. qualche problema, qualcosa, va da lui, altrimenti da chi prendi? Tiri
lo stop del del treno e fermi tutto. No. Poi sui militari ho una mia convinzione, nel senso che siccome è cambiato il tipo di delinquenza all'interno delle città metropolitane, dove comunque sia dipende anche dall'etnia di chi commette Vabbè, di chi commette i certo. crimini, siccome sono etnie dove sono abituati a vedere forze dell'ordine che non sono vigili urbani o carabinieri, ma militari, secondo me il militare incute più, tra virgolette, "timore" che neanche un vigile che circola praticamente per strada. Nel senso, già solamente il vedere la differenza di una divisa che è a carattere militare mimetico e, una divisa che può essere la classica blu con Sì. esatto, già solamente questo, incute praticamente timore all'interno nel delinquente, diciamola Beh, tutta, insomma, ecco, francamente. ci sono anche delle associazioni che svolgono un servizio come pubblico ufficiale di servizio Sì, quando sì, sei assolutamente. convenzionato col comune, che svolgono soprattutto in stazione. E ci sono tante belle cose che si possono mettere Noi in. abbiamo citato anche nel programma noi abbiamo citato anche la possibilità di avviare un'attività educativa che comunque serve contestualmente all'attività di, repressione degli eventuali, crimini e attività criminose. C'è anche una collaborazione con le associazioni e con la società civile. Noi abbiamo fatto recentemente un incontro con i taxisti di Lecco, che oggi sulla piazza della stazione sono quelli che fanno, ehm, di fatto le veci dell'esercito che ancora non è lì, perché loro sono la prima faccia amica per un qualunque studente giovane o meno giovane che frequenta la stazione, in un momento in cui magari non c'è nessuno, però anche loro ci testimoniavano una certa fatica nel gestire la situazione, insomma, non è facile, quindi sono tutti temi assolutamente, da sviluppare. Soprattutto più facce amiche, diciamo, più gente così, la città è più vivibile. La città si porta a anche per i turisti che vengono, vedono. No, tenendo presente che comunque Lecco è anche polo universitario col Sì, c'è. Politecnico, con varie università e quindi la sicurezza anche per i ragazzi che provengono da fuori sede e che frequentano, presumo, spesso anche la stazione, insomma sia importante anche per una sicurezza personale loro e Eh anche beh, per i certo. genitori che li affidano alla città di Lecco. Sì, sì, la sicurezza ha tanti aspetti, poi c'è la sicurezza sulle strade, anche lì abbiamo contestato la realizzazione di piste ciclabili, condivise con il suolo stradale, la carreggiata, che possono generare pericoli per il ciclista vuoi per il ciclista, vuoi per il motociclista o l'automobilista. Quindi anche lì la sicurezza ha degli aspetti che ormai ricopre, ehm, tutti i livelli del vivere quotidiano. Nelle aziende si investono molte risorse per questo tema ed è giusto che anche l'amministrazione comunale lo faccia con un criterio, ascoltando le persone, perché non dimentichiamo che quello che manca oggi, secondo noi, in città di Lecco è anche la capacità di ascolto, nei confronti della città, nei confronti anche degli organi istituzionali e del consiglio comunale, non senza scelte calate dall'alto, ma scelte frutto di un confronto. Emanuele, ti lascio tema libero. Di cosa vorresti parlare? Che cosa ti sta particolarmente a cuore della città di Lecco e di quello appunto che può essere sviluppato in maniera anche celere del programma che voi presenterete o avete già presentato, presumo, alla popolazione della vostra città? Mi intrometto prima che tu parti con questa risposta da dare alla Stefania. E come associazioni siete dentro in qualche associazione? Vedete di fare certe cose, portare avanti la tradizione? Ma allora l'associazionismo è una cosa che va, diciamo, a braccetto con la politica, però sono 2 livelli secondo me separati. Noi a Lecco abbiamo un centinaio tra militanti e sostenitori che ruotano intorno alla sezione, se poi contiamo anche i simpatizzanti questo numero cresce e tra queste persone ci sono, frequentatori di diverse associazioni di diversa natura, quindi questo sicuramente si inserisce nell'attività politica. Poi, per quanto riguarda invece i temi che mi stanno a cuore, vabbè, io ne dico uno su tutti, che forse è un po' al centro dell'attenzione anche a livello nazionale. Recentemente il sindaco di Lecco ha deciso, alla chiusura del Ramadan, di partecipare ad una, festa islamica, promettendo un piano di governo del territorio
che avrebbe destinato quell'area ad una moschea. Ecco, anche qui una scelta non condivisa preventivamente con il Consiglio Comunale, che ha fatto delle sedute fiume su questo tema, e un tema che richiede assolutamente una grande sensibilità. Noi non siamo contrari alla libertà di manifestare la propria religione, ma siamo contrari a certi metodi e certi modi che a volte comprendono, ad esempio, l'isolamento della donna, la discriminazione della donna, eccetera, eccetera. Quindi anche lì la religione è un tema importante, non va assolutamente discriminata. Ci sono tanti amici islamici che meritano la nostra fiducia e la nostra stima, però occorre stabilire delle regole chiare. Dove ci sono regole tutto funziona, dove non ci sono regole c'è caos, perché anche tu dici e poi ok, costruisci la moschea, fai quello che devi fare, e come viene impartita in arabo, in italiano, chi sono questi? Hanno firmato qualcosa con lo Stato italiano, hanno fatto certe cose, invece no, sembrano così tirate lì e poi andiamo a vedere da dove provengono. Sì, ne approfitto anche per spendere 2 parole sulla nostra lista, che è una lista, diciamo, giovane dal punto di vista amministrativo, perché abbiamo alcuni esperti, consiglieri comunali uscenti, ne cito solo qualcuno: Cinzia Bettica, che è il capogruppo, Stefano Parolari, e magari qualche radioascoltatore sicuramente li conosce. Abbiamo poi però tanti nuovi giovani, meno giovani, uomini e donne, che si affacciano alla politica, all'attività amministrativa, alcuni per la prima volta, alcuni sono giovanissimi studenti che, come dicevo prima, vanno in stazione incontrando i problemi che citavo, altri sono commercianti, imprenditori, casalinghe, pensionati, qualcuno deve vedersela nel quotidiano con la propria disabilità o con quella di un familiare che lo accompagna, quindi sono tutti temi che aiutano ad inserire a calare nel vivere quotidiano quello che è il contesto della politica, che, come dire, genera delle risposte o meglio dovrebbe farlo. Quindi noi con questa lista crediamo di avere toccato nel vivo le esigenze dei lecchesi, dei tanti lecchesi che abbiamo incontrato in questi ultimi mesi. Abbiamo ancora 2 minuti. Daniele, vuoi aggiungere qualcosa? Ti posso porre una domanda? Se tu avessi una bacchetta magica, qual è la prima cosa che faresti a Lecco? Beh, fare vincere Filippo Boscagli. Ma mi sembra chiaro. perché sarebbe fondamentale per poi dopo invertire la rotta, appunto, del governo lecchese. Ma sì, il tema sicurezza è un tema fondamentale. La bacchetta magica io toccherei proprio quello, anche perché poi dopo si parlava di stazioni poco fa. La nostra stazione è in pieno centro, cioè è di fianco al palazzo comunale, cioè noi abbiamo proprio il sentore della mancanza di sicurezza in pieno centro, non nella periferia della città. Anzi, magari ci sono realtà periferiche dove vivono assolutamente meglio rispetto che l'area centrale. Quindi questo è quello che io toccherei subito dopo. Però, avendo comunque sia toccato con la bacchetta magica e fatto vincere Filippo Boscagli, a questo punto potrei dirti che tutto il resto potrebbe tranquillamente essere migliorato da subito. Senza aiuti dall'alto. Senza aiuti dall'alto, esatto. Insomma, io vi auguro di riuscire e senz'altro riuscirete a portare avanti questo vostro progetto, perché adesso ci vedranno anche i nostri telespettatori, si vede la passione che mettete dentro, si vede gli occhi che stanno luccicando per queste cose che avete detto, che sembrano cose normali, però uno che lo vive sul territorio è tanta roba. Beh, quando un cittadino te lo chiede, ti senti di aver assunto un impegno, e quindi noi ce la mettiamo tutta per cercare di riportare la città ai suoi antichi fasti, potrei dire. Ma io, vedete, ho fatto il consigliere comunale quando ero molto giovane, e allora si inauguravano opere pubbliche importanti. Ricordo in quegli anni l'attraversamento cittadino, l'ospedale Manzoni, e mi ero quasi convinto tra me e me che questo rappresentasse la normalità. Dico, che bello fare il consigliere comunale e inaugurare opere pubbliche ogni mese. In realtà invece questo richiede una grande attività di programmazione e un impegno costante. Niente, manca pochissimo, è Sì, manca volata, è poco. volato. Quindi io vi auguro di togliere la polvere, proprio di togliere, spazzarla via, e vi auguro di vincere.
Una bella aspirapolvere, e poi verremo su a E festeggiare veniamo su tutti perché insieme. l'ho detto all'inizio, io sono legato ai Promessi Sposi, sono legato a quello che studiavo penso in prima media, che ci avevano fatto leggere il grande Promessi Sposi, e ci sono tante cose belle in questo bel romanzo e nient'altro. Io vi auguro, è stato un piacere che voi siete stati qua con noi, vi auguro tanta vittoria lì a Lecco, e portare avanti tutto quello che avete detto in questa volata un'ora. Ecco, niente, ci resta I vi saluti, io saluto, vado prima, Natalia la saluto, poi passo a Emanuele, a Daniele e te Stefania. salutiamo e ci vediamo mercoledì Ci prossimo. vediamo mercoledì prossimo con un'altra sezione. Non dico dove andiamo, non lo Sarà diciamo, sarà complicata. una sorpresa. Una sorpresa anche per noi, però sarà anche lì hanno dei bei temi forti e purtroppo Andiamo a casa che devo andare in andiamo a consiglio casa, andiamo in comunale. consiglio Forza! comunale. Grazie a tutti i Ciao a nostri tutti. radioascoltatori e Grazie, a grazie a mercoledì voi. prossimo. Ciao a tutti. Avete ascoltato